Lunedì si comincia, o meglio parte, si spera, la lunga marcia verso il recupero del Parco della Storga. Lunga per passaggi e inevitabile burocrazia, basti pensare che per tagliare un albero caduto servono foto e comunicazioni scritte. Breve, si spera, nei tempi di intervento pratico, come ha suggerito ieri uno degli storici progettisti del parco. Se si partisse in maniera tempestiva in questa stagione sarebbe una bella pulizia. Ci sono tanti roghi, ci sono tante cose infestanti che secondo me quelli vanno tirati via e basta. Del resto è d'inverno che da sempre la gente trevigiana pulisce i boschi ed è uno degli spunti emersi ieri durante la riunione di Italia Nostra in vista dell'incontro di lunedì pomeriggio con presidente e consigliere delegato in provincia. Tanti gli spunti emersi nel corso della serata, primo tra tutti quello di creare un'associazione senza fini di lucro per gestire il parco. Un'associazione senza finalità di lucro dove i comuni e anche le province siano all'interno potrebbe sia drenare risorse, sia spenderle, sia far lavorare la gente e alla fine il risultato sarebbe il mantenimento del nostro territorio e di cose preziose come le risorgive. Tutti d'accordo per dare alla provincia la regia degli interventi con l'associazione aperta a tutti con lo scopo non solo di coinvolgere i cittadini ma anche di raccogliere le opportunità anche economiche offerte dai numerosi bandi aperti sia dallo Stato che dall'Europa. Io personalmente ho valutato per esempio che la fornitura del legname per un ponte costa 1.500 euro. Da qui le proposte che lunedì arriveranno a Sant'Artemio. L'idea di rendere fruibili i percorsi per diciamo la prossima primavera. Si stanno anche presentando delle realtà sia con strutture di disabilità o anche con strutture per l'integrazione dei rifugiati in cui sembra che la forza lavoro ci sia, quindi tutti dentro per il nostro territorio. Questa è la vera forza di questa cosa.